Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Nuovo appuntamento in esterna, siamo a Portogruaro stamane per conoscere i 10 candidati sindaci per le prossime elezioni comunali. Maria Teresa Senatore è candidata per la Lega Nord. Io vorrei precisare, la mia candidatura è una candidatura di coalizione, all'interno della quale c'è Lega Nord Portogruaro, c'è Forza Italia, ci sono due liste civiche, Liberi Insieme e Lista Civica Annia. E volevo sottolineare che sono l'unica candidata di riferimento per Forza Italia. Ribadisco, candidata di coalizione, Lega Nord, Forza Italia, Liberi Insieme e Lista Civica Annia. Per Portogruaro il vostro programma? Beh, è molto semplice e fa riferimento alle esigenze effettive della nostra città. Trasparenza innanzitutto, trasparenza che vuol dire chiarezza di amministrazione, a vantaggio anche degli imprenditori, a vantaggio dei cittadini di Portogruaro, sicurezza sicuramente e attenzione alle fasce giovanili. Sicurezza, ma sicurezza a 360 gradi, a partire dalla sicurezza delle strade, la sicurezza del cittadino, sicurezza della persona anziana che deve trovare sostegno, sicurezza dai volontari che devono trovare collaborazione, sicurezza in quanto al centro del nostro programma progetto operativo, perché si tratta di un progetto operativo, c'è la persona. Rispetto al passato c'è da capovolgere Portogruaro o c'è da mantenere abbastanza? Sai, io non voglio buttare via niente, perché non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca, non si intende. Ci sono sicuramente gli aspetti positivi che sono stati attuati, di questi noi faremo tesoro, ci sono gli aspetti negativi che andranno sicuramente eliminati. E quindi le dico, io sono dell'opinione che non si possano fare gli stravolgimenti, ma si debba necessariamente partire da quanto si ha, dalle risorse umane, dalle risorse economiche di cui siamo in possesso e di cui Portogruaro è ricca. Prima di tutto ribadisco le risorse umane. Se poi i cittadini intendessero cambiare anche le persone che amministrano, ben venga, noi siamo pronti ad operare già dal 1° giugno. Ci sono 10 candidati a Portogruaro, tanti, voi avete una coalizione invece che è molto ampia, insomma, Beh, candidati sono tanti e io dico ben venga che ci siano tanti candidati, vuol dire ci sono tante persone che hanno voglia di lavorare per Portogruaro, perché oltre ai 10 candidati ci sono anche tutti i componenti delle liste e fate un po' i conti, vedete quante persone ci sono, ma sono tutte persone che hanno voglia di mettersi in gioco per Portogruaro e tutti insieme faremo. L'elettore poi dovrà valutare di quale persona riterrà di avere più fiducia. Noi siamo pronti a dare la nostra disponibilità perché l'elettore ci dia fiducia. Fiducia e uno slogan in 10 secondi per vedere appunto la vostra attività. Il nostro slogan è progetto futuro, significa progetto perché è un nuovo modo di lavorare all'interno dell'amministrazione partendo da dati concreti, percorrendo, creando un percorso di costruzione e arrivando determinati alla meta. Futuro perché oltre a guardare alle difficoltà attuali che non sono poche, dobbiamo guardare anche il futuro della nostra città. Pietro Rebuschi è sostenuto da 2 liste civiche. Sì, io sono sostenuto da 2 liste civiche, una che è il Gruppo per il Cambiamento, lista che ho fondato ancora 5 anni fa, e poi la lista Pietro Rebuschi, sindaco. 2 civiche fuori dai partiti, quindi questa volta questa è la novità per lei? Sì, una novità, dopo essere stato per 15 anni all'interno di un partito ho ritenuto che sia doveroso correre con una lista civica in modo che all'interno della lista civica ci siano più forze politiche e non solo un unico schieramento, proprio per essere liberi da questi vincoli di partiti. Cambiamento per Portogruaro cosa vuol dire? Noi il cambiamento di Portogruaro l'abbiamo messo anche nei nostri 8 punti del programma, dei quali io ritengo che 2 punti siano particolarmente interessanti. Il primo punto è quello ovviamente dell'occupazione del lavoro e questo punto riguarda proprio il fatto di una esenzione dell'IMU ai nuovi insediamenti, sia che siano artigianali, industriali o commerciali, e quindi queste aziende saranno incentivate a venire a investire in quel di Portogruaro proprio per questa esenzione dell'IMU per 5 anni, come dico. D'altra parte noi non avendo grandi prospettive in questo momento, l'unico sistema è quello di attirare queste attività nel portoguarese. Poi se un secondo punto che all'ordine del giorno nel nostro programma è quello della sicurezza. La sicurezza è un problema che non è solo di Portogruaro, ma è un problema
regionale ma nazionale, però noi abbiamo trovato questo escamotage che io ho sempre portato avanti anche in Consiglio Comunale, che è quello di usufruire dei militari della caserma Capitò. Oggi non vedo perché questi militari a caserma Capitò, che sono poi 350 persone, non sono poche, potrebbero, come hanno fatto anche in passato, delle ronde almeno durante il giorno e quindi sorvegliare maggiormente il centro storico ma anche le periferie e quindi anche le frazioni che sono un po' abbandonate. 30 secondi per capire se dal passato c'è da capovolgere Portogruaro o c'è da mantenere abbastanza quello che è stato fatto. No, da capovolgere c'è a Portogruaro. Guardi, noi siamo qua in centro storico che ha dei grossi problemi di accesso perché questa viabilità attualmente non porta sicuramente nessuno in centro storico, quindi anche le attività commerciali se ne soffrono e quindi noi dobbiamo ravvivare Portogruaro con le attività commerciali, altrimenti questo è un centro storico che muore. Quindi io sono propenso al cambio assoluto delle viabilità come era in passato. Paolo Scarpa ha una civica che lo sostiene. Sì, noi abbiamo costituito una lista civica, Paolo Scarpa per Portogruaro, che collabora con Fratelli d'Italia, con Famiglia e Pensionati e con Popolari della Bonifica, che è un'altra lista civica che riguarda soprattutto le frazioni di Portogruaro. Quanto cambiamento ci vuole per Portogruaro rispetto a quanto avvenuto fino adesso? Guardi, secondo me c'è proprio un cambiamento radicale, un cambiamento di mentalità. Noi abbiamo la necessità di far rinascere questa città, questo comune che è andato indietro mentre il resto del Veneto andava avanti. Negli ultimi 20 anni Portogruaro ha avuto una, direi, decrescita assolutamente importante. Quindi è fondamentale cambiare innanzitutto una mentalità, togliere la burocrazia inutile, molta burocrazia, ridurre i tempi burocratici, non so, per costruire una casa, per aprire un negozio. Qua ci sono veramente dei tempi biblici che allontanano le persone. Poi occorre abbattere la pressione fiscale locale. Qui recentemente il Comune ha aumentato Tasi ed IMU, noi dobbiamo fare il contrario e questo si può fare solo e unicamente aumentando la base produttiva, cioè aiutando le imprese, quelle già collocate a Portogruaro, e le nuove imprese, quelle dei giovani, magari imprese piccole con 2, 3 persone, 4 persone, a collocarsi nel nostro centro storico e nelle nostre frazioni. Sicurezza e degrado a che punto sono nel programma? Guardi, tutto questo deve essere preceduto da un'attenzione particolare che noi abbiamo per i problemi della sicurezza. Nel nostro programma c'è la volontà di assumere, anche grazie alle maggiori risorse che vi saranno aumentando la base produttiva, più vigili urbani, polizia locale, quindi vigili di quartiere, vigili che girino in bicicletta o in motorino di giorno e di notte, perché qua abbiamo molte case sparse, quindi il problema della sicurezza è particolarmente avvertito, e naturalmente una maggiore coordinazione tra le forze dell'ordine presenti. Occorre anche avere, secondo me, un sindaco autorevole. Io ho fatto politica per molti anni, sono stato più volte al governo, per poter interloquire con la Presidenza del Consiglio, con il Ministero degli Interni ed essere quindi in grado di far arrivare a Portogruaro più carabinieri, più polizia, più guardia di finanza e direi anche mezzi, addirittura spesso la nostra polizia non ha la benzina per girare con la macchina. Ecco, in 30 secondi, anche dall'alto della sua esperienza, cosa si può fare direttamente nei primi 100 giorni, si vuol dire, come prima priorità? Guardi, nei primi 10 giorni noi faremo una verifica dello stato del bilancio comunale, quindi apriremo tutti i cassetti, poi riferiremo proprio qua in piazza con un'adunanza pubblica aperta a tutti i cittadini. Nei primi 100 giorni noi sveltiremo la burocrazia, daremo immediatamente prova di concretezza riducendo al massimo ad un mese i tempi per una licenza edilizia. Naturalmente altrettanto per i negozi, noi dobbiamo recuperare Portogruaro, una volta era una realtà pulsante di negozi e di attività commerciali, stanno sparendo tutti, quindi evidentemente occorre intervenire subito ed essere attenti anche con uno sportello per le imprese presso il nostro comune. Cadefogotto, per il Movimento 5 Stelle, quale programma per Portogruaro? Allora, grazie, il Movimento 5 Stelle si presenta abbastanza in forma nuova qui a Portogruaro e diciamo che la cosa più importante che ci teniamo ad affrontare è la democrazia partecipata, perché avere la possibilità che le istanze dei cittadini arrivino nelle stanze che contano ha sicuramente un valore. Dimostrasi il fatto anche che negli ultimi anni qui proprio in questo territorio sono sorti diversi comitati, questo sta proprio a dimostrare che la politica
la politica che noi intendiamo ha fallito e quindi dobbiamo riprenderci la gestione del territorio. Avete molti punti nel programma? Sì, abbiamo altri punti importanti, tra i quali quello importante che nessuno deve rimanere indietro. Nessuno deve rimanere indietro significa che noi dobbiamo aiutare assolutamente le associazioni, i giovani, gli anziani, i disoccupati, i cassaintegrati, ed ecco qui che anche a livello nazionale e anche in questo territorio ci sarà la possibilità di accedere al microcredito che è una cosa istituita dal Movimento 5 Stelle. Ci sono 10 milioni a disposizione dei nostri deputati e senatori che hanno risparmiato dai loro stipendi e li hanno messi su questo fondo. Quindi è importantissima questa cosa, è importantissimo anche il fatto che noi riteniamo che i soldi pubblici devono essere gestiti in una certa maniera, per cui siamo contrari alle grandi opere, no alla TAV, che poi qui nel territorio si trasformi in quadruplicamento dei binari, il significato è lo stesso. No a un ospedale ulteriore unico che non sia né a Portogruaro né a San Stino né a San Donà, ma ci siano un'assistenza migliore e una gestione migliore dei servizi verso il cittadino. Siamo invece, proprio per tutelare queste cose, favorevolissimi a un registro tumori che abbiamo chiesto diverse volte e non è andato in porto. Altre cose che possiamo dire è sicuramente importante rinegoziare la gestione del centro, quindi l'apertura di questo bellissimo centro che è Portogruaro, con lo sviluppo assoluto del turismo, in sinergia con le nostre bellezze del territorio, come possono essere Concordia e Caorle. Per quanto altro punti importanti ce ne sarebbero moltissimi. Abbiamo anche in riferimento alla scuola, perché ad esempio una parte dei soldi che verranno incamerati dalle concessioni edilizie abbiamo intenzione di metterlo nella scuola, che secondo noi è una cosa importantissima. Gastone Mascarin si presenta per la civica Cambiare Portogruaro. Sì, Cambiamo Portogruaro è figlio anche di un percorso pregresso in Consiglio Comunale in cui ho fatto gli ultimi 3 anni e mezzo come gruppo civico. Niente, noi ci prefiggiamo veramente di cambiare aria in questo comune, abbiamo creato per questo uno strumentino di Depliant dove ci sono dentro anche tutti i miei candidati, noi li stiamo consegnando per le case, praticamente è il nostro modo per veicolare quello che è il nostro intento, insomma la nostra voglia, la nostra mission, e speriamo che i cittadini ci diano la fiducia. Quanti punti avete di programma? Sì, ne abbiamo diversi, i principali, quello che posso dire sotto l'aspetto del piano del traffico è la costituzione di un ring esterno tipo Pordenone, per far capire, poi la riapertura di Corso Martiri della Libertà, dove noi praticamente siamo consapevoli che ormai questo territorio e questo centro storico sta diventando quasi un dormitorio. Qui a nostro avviso la chiusura del centro storico al traffico è una decisione praticamente insulsa, figlia di una demagogia che ormai non ha più senso di essere, e quindi noi lo riapriremo, lo dichiariamo fin da subito. Altro punto importante e focale è i rifiuti. Nessuno dice, e secondo me c'è qualche motivo per cui nessuno lo dice, il TAR del Veneto ha permesso a tutti i comuni di poter indire gare anche con aziende estere, le austriache, tedesche o chi non potesse venire, per quantificare e vedere se gli importi determinati ad esempio nel nostro territorio da ASVO sono corretti oppure ci sono delle ricariche. Questo lo dico perché voi sapete che dentro ASVO abbiamo una serie di fuoriusciti dalla politica, assunzioni di qualche genere, lo sappiamo, abbiamo fatto noi una denuncia al prefetto faccio solo un esempio, l'assunzione dell'ex sindaco di Concordia Sagittaria, quindi la gente sa benissimo di cosa parliamo e quindi noi questa gara la vogliamo indire immediatamente dopo. Altro ragionamento è l'assegnazione delle case popolari. Noi non vogliamo dire che vogliamo discriminare gli extracomunitari, ma perlomeno dentro i criteri vogliamo che ci siano parità di diritti, perché i cittadini italiani rispetto a
gli extracomunitari in questo momento e per le assegnazioni di punteggi dati da questa amministrazione, da questo comune fino ad oggi, sono deficitari, sono contro la nostra cittadinanza italiana e quindi noi vogliamo perlomeno la parità di diritti e andremo immediatamente a dire le graduatorie, le case popolari a chi sono assegnate, da chi sono occupate in questo momento, perché l'abbiamo chiesto più volte e questo è un argomento che non riusciamo a risolvere. Nei primi 100 giorni si può inserire questo? Certo, immediatamente la riapertura del Corso Martiri, l'indire il bando di gara e anche l'aggiornamento delle case popolari. Maria Luisa Venturin, una civica per sostenere soprattutto ambiente e salute. Sì, infatti questa lista è nata dalla constatazione che anche nel territorio portogruarese i cittadini si sono allontanati dall'attenzione verso la politica e verso la cultura perché in relazione a grosse e importanti scelte che si sono fatte sul territorio non erano rappresentati da nessuno. E noi siamo convinti invece che i cittadini abbiano il diritto e il dovere di partecipare, quindi la nostra lista e il nostro programma è tutto intriso dall'idea della partecipazione, una partecipazione che deve venire dal basso, una partecipazione che deve vedere soprattutto alla base dei cittadini che siano informati sui fatti, dei cittadini che non ricevano soltanto l'opinione del politico, non ricevono soltanto l'opinione di chi ritiene di essere esperto in materia, ma ci portino ai fatti. Per questo noi abbiamo messo nel nostro programma tutta una serie di figure e di luoghi, di situazioni che mettano il cittadino, ripeto, nelle condizioni di poter essere informato, di poter discutere all'interno del proprio gruppo, ma anche a livello territoriale, quindi nelle frazioni, nel centro storico, nei vari borghi, che ci sia la possibilità di fare comunità, ma una comunità includente, non una comunità che pensi solo al piccolo particolare. Abbiamo in particolare, faccio così l'esempio del consigliere di quartiere o di frazione che ha la funzione di stimolare al dialogo e al dibattito su cose che naturalmente sono importanti per il territorio a livello decisionale, ma che potrebbero essere anche interessanti dal punto di vista culturale. Semplicemente un consigliere di frazione che anche dal punto di vista sportivo metta nelle condizioni i locali, la gente del posto a partecipare ad attività che siano il più possibile includenti di tutta la frazione. Faccio presente che ad esempio sotto l'aspetto dello sport noi proponiamo lo sport per tutti sostanzialmente, anche se non siamo contrari chiaramente allo sport agonistico, però riteniamo che in questo particolare momento storico il senso della comunità debba essere recuperato e debba essere recuperato perché lo Stato purtroppo e anche le amministrazioni sempre più escludono il cittadino, il singolo cittadino da quelle che sono i poteri decisionali che dovrebbe avere, che la Costituzione ci dà come diritto.